tutta sta acqua. Ma gli anni passa chi sei, mi manda in pensione da 4 scheghe e si è finita. Cerimonia un co', cerimonia, domani. Ciapa qua, che si è finita. Cancelliere! Cancelliere! Signor cancelliere! Ma a me si arriva sto tocco di pergamena qua, che si convoca addirittura al palazzo Tucae, scorta. A Cosa parte che sia? se io fammi venire un infarto, calmati, quietate. Qua siamo a Venezia. Calma, dammi, fammi vedere sta carta. Sì, beh, ti avevo mandato a me, ma ti avevo mandato un mese fa per venire qua con urgenza. Che un concetto di urgenza un attimino. Che si arriva il momento che tanto aspettavo, quello di ministrar in terraferma. Asa me vedo, Verona che bea. Viene a sensare. E Brescia, che io ho sempre tenuto andare a Brescia. Che sei a nebbia sempre. Sento cose che ti dico, cancelliere, sarà fatta a volontà della Repubblica. Manco mai che ti ho capito. Demo ora dai che parecemo a confiare No, i questa è discorsi. mia. Vai. Demo, Dai, demo, che demo, dentro oggi demo. che si devo rivale, che là. Aspetta che vai. Se passa avanti, messer Giorgio Semiteco, di illustre casa di Venezia e di Candia. Centissimo. Caro Zorzi Semiteco, ti sei arrivato finalmente. Che tenevo. Ora, adesso ti mi ascolti, perché che c'è qualcosa di speciale per te. Noi, Pasqual Cicogna, dose de Venezia, demo mandato a ti, Zorzi Semiteco, cittadin diletto noi fedele, che te vada come potestà nella nostra terra de Castelfranco e del suo distretto de 29 paesi, e che a nome nostro te governi e onor nostro e del dominio de terraferma. Ma te dovrà restare a per 1 anno e anche di più, fin quando non arriverà il tuo successore. Porco cane, se capita Casteo. E mica speravo Brescia. Cancelliere. Zorzi, mi Semiteco, dica. dica qualche rimostranza. No, signor centissimo, doce, ero proprio promoso del Narcasteo. E guarda, per fin pareccia un discorso. Bene. Tira fuori il discorso di Casteo, quello di Casteo, dai. Sì, qua. 7 discorsi. Ascolta. Mi, Zorzi Semiteco, de vecchia famiglia, mesa veneziana e mesa de Candia, e infatti è il nostro stemma ga un leon greco e sotto e onde del mar. Signoria vostra, sono ora di andare a Casteo
e vedere quel ben de Dio che sei so gran paesi, coi façade pitturate, e succese e so 4 conventi, e poi il suo marcà, ed è famoso in tutto il suo serenissimo dominio. Un marcà a onde che si parla venezian, padoan, visentin, trevisan, montanaro, furlan, affin, brescian, istrian, rovigoto e anche tedesco. Vi assicuro, mio doge, che farò i giri per i paesi, grandi e cei, e cercherò di combinare e baruffe tra un paese e che altro. Infatti, quei de Riese, in me ha fatto sapere che qui de va e che a Roma una marea de foraio taglia sue terre comunali de Riese. Combinerò pace là anche de sicuro. Servo vostro umilissimo, obbedisso, e già domani mi imbarcherò pa terra ferma. Signore e signori, buongiorno. Come avete già avuto modo di vedere e di capire, non ci siamo fatti mancare niente, né sua autoritatissima enorme il Doge, nemmeno Zorzi Semitecolo, che è arrivato qua, arriverà anzi proprio oggi, per sistemare un po' le cose qua nella nostra Castelfranco. Prima di iniziare, lasciatemi dire qualche comunicazione di servizio che, ahimè, spesso è demandata a una voce registrata, ma oggi, vista la particolarità, farò di persona. Mi raccomando, spegnere i cellulari, ricordatevi di mantenere indossate le vostre mascherine e poi state seduti al vostro posto, state seduti nel posto che vi è stato assegnato, perché questa cosa serve a mantenere le distanze. Alla fine del nostro evento faremo, come al solito, un esodo guidato, quindi quando sarà finita la cosa non alzatevi, ma aspettate le disposizioni del personale di servizio. Grazie. La mostra che presentiamo oggi la possiamo considerare un po' l'evento clou di questa prima tranche del nostro programma Venezia era dominante, che è iniziato ancora qualche mese fa. È una mostra di carattere storico, come non abbiamo potuto non capire, però realizzata con modalità insolite, grazie alla collaborazione di 2 veri professionisti che avremo modo di conoscere qua tra pochi minuti. Però, prima di ogni altra parola, invito il vice sindaco Marica Galante a salire su questo podio per portare il saluto dell'amministrazione. Prego. Benvenuti e buona domenica a tutti. Onorata di poter portarvi i saluti della città, in primis, e poi dell'amministrazione tutta, in questa splendida cornice che lentamente ci stiamo riprendendo. Tutti sappiamo il periodo difficile dal quale usciamo e di cui usciamo, perché insomma spero che la luce ormai sia ben visibile, e ritrovarci, cominciare a ritrovarci in momenti così preziosi per la nostra socialità e convivialità, credo sia uno dei punti salienti per l'essere umano. Quindi onorata, ripeto, di darvi il benvenuto in questo momento importante. Ringrazio in primis l'assessore, la collega
Roberta Garbui, ma anche l'assessore Gianfranco Giovine per aver lavorato in questo importante progetto. Assessorato alla cultura e assessorato al turismo, che vedono un lavoro di grande sinergia, un lavoro di rete assieme a tantissimi altri attori, e senza questo lavoro di squadra credo che, anzi sono fermamente convinta che qualsiasi tipo di progetto non andrebbe a buon fine. Quindi abbiamo già visto come è iniziato questo processo di lavoro e insomma, come diceva anche il nostro dottor Carlo, che insomma è sempre uno degli artefici primordiali assieme a tutto lo staff della cultura e del turismo e assieme appunto a tutti gli altri attori che hanno partecipato e che mi sento di ringraziare perché preziosi in tutta questa progettualità. Quindi direi un lavoro di squadra e di sinergia che noi come amministratori cogliamo, vediamo, ma che vedete insomma anche tutti voi. Quindi io vi saluto di nuovo, vi ringrazio, grazie Roberta e grazie Gianfranco e buon lavoro a tutti e buona visione di questo progetto che è anche un progetto diverso e innovativo perché insomma credo che raccoglierà tantissimo quello che è un pubblico giovanile perché credo sia una delle prime volte che a Castelfranco vi è un progetto diverso e particolare sotto questo aspetto. Buona domenica a tutti e grazie. Come dicevo prima, come abbiamo potuto vedere, il nostro progetto è stato premiato anche dal comitato creato dal Comune di Venezia per le celebrazioni dei 1600 anni dalla sua fondazione. Hanno aperto un contest e abbiamo chiesto di essere ammessi e con grande piacere possiamo fregiarci di questo logo. Ma con altrettanto piacere invito a salire su questo palco il senatore Luca De Carlo, che è appunto un membro di questo comitato del Comune di Venezia per le celebrazioni. A lui la parola, prego. Grazie dell'invito e grazie veramente per aver organizzato una forma di cultura che arriva veramente a tutti, perché oggi i grandi limiti che abbiamo sempre avuto è che magari qualcuno in qualche salottino autoreferenziale pensasse che la cultura fosse appannaggio solo di una parte di popolazione o solo per quelli che magari si consideravano superiori rispetto agli altri. In realtà la cultura o è a disposizione di tutti o non è nemmeno cultura, o è cultura popolare, o è sentire di tutti o non è cultura, o è qualcos'altro. Ecco, io credo che questo sia, tra l'altro con veramente dei disegni fantastici, io approfitto veramente per dirlo perché da appassionato anche ho visto veramente una gran bella mano e quindi soprattutto anche una capacità comunicativa attraverso questo nuovo sistema che credo arrivi proprio anche a quelli che magari di queste cose se ne occupano poco, ma che sono invogliati attraverso questo nuovo strumento. E quindi bravissima Roberta che ha fortemente voluto dall'inizio questa forma di avvicinamento alla cultura che di fatto ci accomuna sempre di più. Io sono di Calalzo di Cadore, credo si capisca, faccio il sindaco lì, oltre che il senatore, e quando Brugnaro, il sindaco di Venezia, mi ha chiesto di partecipare per il grande trade union che c'è sempre stato tra la Serenissima e i boschi e il legno del Cadore su cui di fatto Venezia poggia, non ho avuto il benché minimo dubbio, perché credo che o capiamo l'importanza di Venezia, l'importanza che riveste ancora oggi Venezia, che la Serenissima non c'è più, per le nostre genti e per il nostro territorio, se non capiamo quell'importanza difficilmente riusciamo a vendersi nel mondo anche turisticamente, e quindi ottimo il connubio tra cultura e turismo, difficilmente riusciamo però a vendere il nostro prodotto. Nel mio caso Cortina Dolomiti, ovviamente, perché basterebbe stare come ho la fortuna di fare io, l'onere di fare io a Roma qualche giorno della settimana per capire che un'ora e mezza nel traffico sono quello che i romani patiscono quotidianamente, quindi noi oggi ci facciamo la testa se da Venezia a Calalzo di Cadore ci impieghiamo un'ora e mezza. In realtà dobbiamo cominciare a far capire alla gente che noi, che la nostra maniera di fare turismo, che è un turismo diffuso, può avere come centro Venezia, come polo di attrazione Venezia, ma che poi arriva da Castelfranco a Calalzo e in qualsiasi altro luogo del Veneto a cui non manca assolutamente nulla, nel senso che noi abbiamo veramente tutto, dalle città d'arte, insomma non lo devo raccontare a voi, alla montagna e al mare,
Ed è grazie a questi momenti e a queste nuove sperimentazioni anche in campo culturale che noi riusciremo ad ottenere questo obiettivo. Per cui grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie dell'ospitalità e avanti così, che questa è la strada giusta. Grazie. Grazie Senatore per questa ventata di entusiasmo e di gloria del nostro Veneto contemporaneo. Noi guardiamo molto spesso fuori, però è arrivato veramente il momento, forse uno dei portati di questa pandemia è stato proprio questo, cioè è stata la necessità nell'estate scorsa di dover restare in regione, e io credo, ma anche molti di noi, penso che abbiamo visto veramente delle cose meravigliose che avevamo tralasciato, perché l'erba del vicino è sempre più verde. Entriamo un po' nella dinamica di questa mostra. È una mostra a fumetti, come abbiamo detto più volte, però in atrio abbiamo voluto mettere anche sia in effigie che di presenza alcuni oggetti che ci ricordino la vera presenza dei podestà a Castelfranco Veneto. Abbiamo due grandi foto di una lapide e di un monumento, che nella fattispecie è proprio il monumento a Giorgio Semitecolo, il nostro protagonista di giornata, che sui più di 250 podestà veneziani che governarono Castelfranco Veneto è l'unico ad aver avuto l'onore di un monumento con nome e cognome. Però abbiamo anche dei reperti originali. Abbiamo due oggetti, anzi 3, che sono veramente appartenuti ai podestà. Sono entrambi dall'altissimo valore simbolico. Una è la scranna del podestà, che serviva come, possiamo immaginarci ora, come la sedia dove è seduto il doge dietro le nostre spalle, serviva come trono, come simbolo del potere, ma ancora più simbolo del potere sono proprio i due bastoni del potere che servivano al momento del passaggio delle consegne tra podestà uscente e podestà entrante. Entrambi questi oggetti sono esposti in ingresso e se lo possiamo fare è grazie alla Parrocchia del Duomo, proprietaria di questi manufatti, che ha gentilmente concesso il prestito. E per questo ringrazio personalmente Monsignor Dioniso Salvadori, qui al nostro fianco, che ora si porterà per un saluto. Prego e grazie, prego e grazie, prego. Sono arrivato per ultimo per altri doveri istituzionali, soprattutto di domenica, però sono qui volentieri perché l'apertura di questa mostra ci permette di andare indietro, non per la paura di andare avanti, ma perché si va avanti se si conosce un po' la storia e si impara dalla storia. Il grande Leonardo Sciascia diceva che storia magistra vitae, la storia è maestra della vita, e aggiungeva, però nessuno l'ascolta, la segue. Noi vogliamo invece, facilitare un'inversione oggi di tendenza a ricordare, portare con noi il passato, perché nel bene e nel male insegna sempre molte cose, per non essere alberi senza radici. Un colpo di vento porta tutto via. L'augurio che io faccio è che questa amministrazione sempre più sia sensibile al momento culturale, al momento artistico, perché la città di Castelfranco non è solo una città murata, quasi a dire nessuno entri. No, è murata perché porta i suoi tesori, tanti, ma le mura hanno anche le porte aperte, in maniera che chi viene a Castelfranco non venga solo per bere. Necessario, fa bene, non troppo, e venga soprattutto per arricchirsi, per conoscere, per incontrare, per imparare appunto dal passato a vivere bene il presente e a fare progetti illuminati per il futuro. Buona continuazione, grazie a chi ha preparato questa cosa. La parrocchia ha messo a disposizione volentieri questi oggetti, ovviamente con secoli e secoli di storia possiamo, chissà, un po' alla volta anche mettere
in visione al pubblico anche altre cose molto belle. Buona continuazione. Grazie Monsignor Dionisio per questo bel trait d'union tra passato e presente soprattutto, ed ora è arrivato il momento di ascoltare le parole di colei che è stata la vera fautrice di questa operazione, colei che ha veramente con grandissima determinazione e grandissimo entusiasmo, un entusiasmo che ha trasfuso anche tutta la squadra, colei che ha voluto la realizzazione di questa mostra con queste modalità. La invito a prendere la parola, lei naturalmente è il nostro Assessore alla Cultura, Roberta Garbuio. Benvenuti a tutti. Ringrazio anzitutto il dottor Simioni perché è ben vero che insieme l'abbiamo realizzata, insieme ci abbiamo creduto, però grazie a lui e a tutta la squadra abbiamo potuto concretizzare l'idea che abbiamo avuto. Dobbiamo quindi ricordare, oltre al dottor Simioni, Sara, Eleonora, Roberto e Dennis, che sono sempre persone che lavorano dietro le quinte ma che fanno il lavoro più importante e valorizzano e concretizzano tutte le idee. Quando abbiamo deciso di investire e di credere che Castelfranco potesse organizzare e veramente farla, tra virgolette, da padrone per il festeggiamento dei 1600 anni di Venezia, abbiamo veramente lavorato minuziosamente, passo dopo passo e tutti insieme, e ogni particolare è stato studiato assieme. Abbiamo voluto incontrare il disegnatore Villanova, il fumettista, che ringrazio veramente perché lui ci aveva proposto un'idea e invece noi ci abbiamo creduto e l'abbiamo modificata e anche lui stesso ci è venuto incontro. E quindi siamo partiti con la realizzazione delle tavole. Tutto questo lavoro però non poteva realizzarsi se c'era un illustre storico al nostro fianco che ci dava il contenuto che serviva per valorizzare il momento storico di 5 secoli fa, l'ex direttore della biblioteca, il dottor Giacinto Cecchetto, che ha fatto un lavoro come sempre illustrissimo. Quindi quando ci chiedono perché avete deciso di partecipare ai 1600 anni di Venezia, io rispondo sempre perché sin dal primo momento in cui ci siamo messi a vedere che cosa si poteva fare, mi è subito ha preso l'attenzione il fatto che quando la Serenissima è venuta a dominare Castelfranco c'è stato un rilancio sia dal punto di vista economico e anche dal punto di vista culturale. Perciò quindi ho detto mai come oggi abbiamo bisogno di questo rilancio e quindi abbiamo deciso veramente di creare un ricco palinsesto che è partito 2 mesi fa e causa la pandemia l'abbiamo organizzato fino a settembre, ma l'intento è quello di proseguire con i festeggiamenti fino al 2022. Io concludo perché è giusto lasciare spazio ai partner facendo i ringraziamenti, ringraziando anzitutto l'amministrazione che ha creduto in questa realizzazione, in questa manifestazione. Scusatemi che mi sono fatta l'elenco per evitare di dimenticare qualcuno. Rinnovo i ringraziamenti al dottor Giacinto Cecchetto e a Valentino Villanova, che è un fumettista che ha svolto magnificamente il compito, e a tutto il suo staff, colui che ha colorato, e dopo sarà lui stesso a precisare i vari ruoli. Il Lions Club, perché grazie a loro abbiamo avuto, sono stati come sempre al nostro fianco, contribuendo fattivamente ed economicamente alla realizzazione di questa mostra. La parrocchia, che ringrazio Don Dionisio, perché anche con il suo contributo ha arricchito questa mostra. Il Doge, Prince Maurice, che
che è un performer di fama internazionale che ha impreziosito, diciamo, la rievocazione, l'inaugurazione di questa mostra. In Semitecolo, Roberto Frison, scrittore e rievocatore di lungo corso e che si è prestato a impersonare per noi il protagonista della vicenda storica narrata dalla mostra. Mauro Guidolin dell'Associazione per la Storia, che ha dato un apporto fondamentale non solo dal punto di vista scenografico ma soprattutto organizzativo. Ed infine Elia Battaglia e l'Associazione I Cavalieri del Drago, che hanno dato il loro spettacolare e imponente apporto a questo evento di oggi. Concludo con una punta d'orgoglio, perché il fatto che Venezia abbia accettato di inserire i festeggiamenti di Castelfranco dentro i loro festeggiamenti dei 1600 anni di Venezia permette di avere un diretto collegamento Castelfranco-Venezia che, per quanto riguarda il turismo della nostra città, può soltanto portare a dei benefici. E per questo io vorrei pubblicamente ringraziare il collega assessore Gianfranco Giovine, che da quando è partita, dall'inizio della mia esperienza, mi è sempre stato al fianco, abbiamo sempre lavorato in sinergia e grazie a questa sinergia sono convinta che potremo portare un grosso contributo a tutta la città di Castelfranco. Quindi io vi saluto e vi ringrazio tutti. Grazie Assessore per aver portato qua il suo cuore e forse anche la sua mascherina. A questo punto entriamo un po' nel merito, ma qualcuno di voi sicuramente la domanda se l'è fatta, perché molti l'hanno fatta, mi hanno detto ma da dove vengo fuori sto semitecolo? Come l'avete trovato? Questo, simpaticamente qualcuno l'ha definito questo carneade de no altri. È presto detto. Noi quando siamo partiti diversi mesi fa con l'idea di questa iniziativa, avevamo bisogno di un testimonial, come si chiama adesso, avevamo bisogno di una figura simbolica del nostro essere stati, nelle figure dei nostri avi, uomini e donne vissuti nel dominio de terra della Serenissima. E allora abbiamo cominciato a rimescolare un po' di idee e a qualcuno è venuto in mente che già nel 2006, in tempi non sospetti, Giacinto Cecchetto aveva portato all'evidenza pubblica questa figura di questo uomo, e lui ne scrive anche nel suo poderoso volume La podesteria di Castelfranco. Però lui a quel tempo aveva messo in risalto quello che possiamo definire il suo lato oscuro, che è un lato che viene messo bene in evidenza in mostra e del quale dopo spero lui anche ci parlerà. Però a questo si è aggiunta i casi della vita, come dicevo il lockdown ci ha dato tante sberle, però ci ha portato anche delle occasioni di approfondimento. Quando stavamo studiando per l'iniziativa Artist Esauri, che molti di voi spero abbiano visto, il Semitecolo è tornato di nuovo a galla per tutt'altra via e per tutt'altro scrittore. Questa volta è uscito, è tornato alla nostra evidenza con le parole dello studioso che quando era in vita era ritenuto il più illustre storico di Castelfranco Veneto. E mi riferisco a Giampaolo Bordignon Favaro, il quale però ne parlava in tutt'altro modo. Parla del Semitecolo con toni addirittura idilliaci, menzionando il ricordo straordinariamente positivo che i nostri avi castellani hanno conservato. Beh, prova ne sia il fatto che quello a Semitecolo è praticamente l'unico, come dicevo, l'unico monumento esistente eretto in onore di un podestà veneziano. E ne sono passati più di 250. Ci sarà un motivo se solo a lui hanno fatto questo monumento. Quindi questo nostro Semitecolo, una volta che ci è arrivato all'evidenza, più lo rincorrevamo e più ci sembrava una personalità interessante, da una parte osannato e dall'altra vituperato. Certamente quello che possiamo dire è che è uno dei pochi podestà che abbiano lasciato un segno, anzi forse più di uno, nella storia della nostra città. Era, pertanto, la persona giusta per consentirci di mostrare, come vuole fare la mostra che oggi inauguriamo, uno spaccato di vita castellana ai tempi della dominazione veneziana. Ma per parlarci nello specifico di questo uomo, di che cosa fece, delle cotte e delle crude, di tutta la sua pittoresca storia, la parola va ora naturalmente a chi ha creato le solide basi sulle quali poi costruire anche questo evento che abbiamo il piacere di godere oggi. A lui va il merito di avere fatto un lavoro veramente poderoso per riesumare in qualche modo questa figura a lungo dimenticata. La parola ora dunque a Giacinto Cecchetto.
Buongiorno. Sarò breve. Buongiorno intanto. Ti prego di mandarmi i consueti segnali di fumo quando debordo, perché io non ho senso del limite. Allora ho accettato l'invito di Carlo perché, come forse molti di voi sanno, io fondo tutte le mie attività, sia di ricerca ma dopo di pubblicazione, ma anche le attività frequentissime di divulgazione di cui poco si sa nelle scuole, nelle associazioni, perché vuol dire far fruttare quello che è la fatica della ricerca storica su piani che sono quelli appunto dell'appropriazione, della distribuzione del sapere e della conoscenza. E ho accettato con il patto, ma era chiaro, insomma, Carlo lo conosco da una vita, che questa operazione avrebbe dovuto fondarsi su una rigorosa indagine storiografica, cosa che ovviamente io pratico da sempre e che in questo caso, anche con il contributo e il patto di alleanza con Valentino Villanova, è stato possibile. E così ho scoperto ancora altre cose di questo strano personaggio e lo dico subito che è stato mandato a Castelfranco Veneto, non era più di primo pelo perché aveva una quarantina d'anni e probabilmente aveva avuto anche altre esperienze amministrative. Tra l'altro membro e componente di una vecchia famiglia di antico patriziato veneziano che nel frattempo aveva già messo le radici in alcune colonie che la Repubblica aveva installato nell'isola di Creta e che terrà fino all'occupazione turca nel 1600, insomma nel corso del 600. Candia, in mezzo al mare, che è poi l'elemento che caratterizza poi lo stemma del Semitecolo, cioè questo leone greco pelato e sotto le onde appunto del mare Mediterraneo. Un'altra cosa devo dire, è uno dei podestà, pochi per la verità, che arriva a Castelfranco senza paracadute, virgolettato paracadute, cioè non è esponente di una delle grandi famiglie patrizie veneziane che qui a Castelfranco hanno beni, ville, poteri e poteri soprattutto e relazioni, in modo tale che lui arriva in questa città e certamente viene inviato, è un uomo maturo quando arriva, in una città un po' molto complicata, non un po', molto complicata. Anzitutto una città violenta, perché al tempo di Semitecolo si gira con archibugi, con armi bianche, addirittura a proposito di archibugi si spara ai colombi sulle torri del castello, tanto per fare un esempio, cosa abitatissima, e poi si vive un conflitto verticale tra i due pievani, il pievano di dentro, di San Liberale, e il pievano di fuori, di Santa Maria Nascente, per questioni che noi definiremmo quisquiglie oggi nel tempo odierno, ma che in realtà erano veramente fondamentali nella logica, nella concezione dell'epoca. E neppure la suddivisione del territorio cittadino in due parrocchie, realizzata nel 1584, che è grosso modo la stessa che oggi permane tra le due parrocchie, ha in qualche maniera calmato gli animi che in realtà si sono confrontati in maniera molto dura tra i due clan delle due parrocchie, addirittura arrivando all'omicidio ripetutamente all'inizio del 600, quindi qualche anno dopo ovviamente la partenza del Semitecolo. Ma Castelfranco, che aveva una tradizione di disamore nei riguardi dello Stato veneziano, perché la Serenissima sì, è una definizione, come dire, un po' oleografica se vogliamo, però per quanto riguarda i castellani, per loro Venezia era lo Stato, uno Stato con tutti gli elementi al suo posto, un apparato burocratico eccezionale, quello della Repubblica, basta andare nei corridoi dell'Archivio di Stato di Venezia per rendersi conto di cosa voleva dire uno Stato, come appunto lo Stato veneziano, il quale mandava per 16 mesi un suo rappresentante, il quale era gravato dell'onere di governare nel senso pieno del termine, anche mantenendo una relazione di equilibrio con il governo locale che pure esisteva. Ecco. Lui è arrivato sapendo come stavano le cose a Castelfranco. Il latrocinio che qui a Castelfranco si praticava ampiamente nella banca dei poveri, come possiamo chiamarla, cioè il Monte di Pietà, era uno dei cancri
di questa situazione castellana. E naturalmente Semitegolo, che non aveva protezione, non aveva legami con chi che sia, ha messo subito le mani. E naturalmente è andato a, come dire, a cogliere sul fatto un gruppo consistente di nobili, che erano poi gli esponenti delle famiglie più ricche, i quali amministravano il Monte di Pietà, e questo ha creato delle conseguenze gravi nei suoi riguardi, con questi episodi, non so se posso dirlo già, anticipo, sì, ok, va bene, faccio il Lucarelli di turno, come si può dire, la lordatura degli stemmi di fronte alla chiesa di San Liberale, quella vecchia, la romanica, e al pavillon. Al pavillon su cui era intervenuto per cercare di regolamentare ovviamente la gestione degli stazi del mercato. Oggi ci sono gli stazi in piazza, all'epoca invece quando lui è arrivato ha trovato una situazione di grande caos e l'ha regolamentata, chiaramente andando contro degli interessi. Quindi sono per esempio una serie, 2 o 3 elementi che caratterizzano la sua relazione conflittuale e il suo tentativo di mettere ordine, di mettere regole, che poi sarà proseguita dai suoi successori inevitabilmente. Ecco. Poi alla fine, come diceva Carlo Simeoni, le 2 relazioni, i 2 clan, che si sono confrontati anche duramente, alla fine all'interno, forse per una vendetta all'incontrario di quelli che in qualche maniera avevano disonorato gli stemmi del Semitecolo, si lanciano in una sorta di grande attività di esaltazione attraverso queste scritte dipinte a grandi caratteri che il mio carissimo amico indimenticato Giampaolo Bonino Favero ha letto nel manoscritto di Nadal Melchiori, un manoscritto di inizio Settecento, e mutuando anche dal fatto che Semitecolo è stato beneficiato di un grande monumento marmoreo che attualmente è stato restaurato ai miei tempi, posso dire, e che è con altri reperti lapidei conservato nei depositi del comune, e che ha lo stemma cretese, come dicevo prima, ma che ha una caratteristica sotto, e quindi questo ve lo dico per una puntigliosità che mi caratterizza. Quando vedete quella parte sottostante che è stata scalpellata, non pensate che sia il solito povero Napoleone Bonaparte. È stato il Senato veneziano, il quale non voleva assolutamente in nessun modo che nessun rappresentante dello Stato veneziano in terraferma fosse oggetto di lodi. Già la memoria delle vicende di Marin Faliero aveva bruciato, come posso dire, il rischio che vi fosse qualche rappresentante dello Stato che potesse eventualmente assurgere a ruoli non consoni, non propri. Ecco perché nel 1691 ha ordinato di scalpellare tutte le iscrizioni dei monumenti pubblici nei quali si lodavano i rappresentanti dello Stato veneziano. C'è la delibera del Senato che sarebbe molto educativa anche oggi nel 2021, ma qua io sospendo. Quindi sono contento, si può dire che sono contento di aver lavorato per sostenere questo con un patto appunto con Valentino, e quello che si vede oggi nelle tavole, e a maggior ragione nei testi del QR code, di cui forse vi dirà qualcosa Carlo, sono fondati e storiograficamente ineccepibili, ve lo garantisco. Grazie. C'è qua è Ken Follett che ha scritto I pilastri della terra, qualcuno l'ha letto anche qua. Invece che noi dei pilastri della terra possiamo parlare dei pilastri della mostra. Una è sicuramente questa, cioè un assoluto sigillo di verità storiografica, però l'altro pilastro lo abbiamo trovato cammin facendo, anzi ricerca facendo. Lui si era reso protagonista da poco di una bellissima pubblicazione, vediamo se la trovo, non la trovo, di una bellissima pubblicazione del comune di Massanzago, incentrata sulla valorizzazione al cospetto del pubblico giovane degli affreschi di Tiepolo, dico il bene? Degli affreschi di Tiepolo di una villa. E avevo trovato molto interessante questo tipo di approccio, perché come sottolineava anche il vice sindaco,
è un po' una new entry nelle nostre modalità propositive ed espositive, questa della mostra a fumetti. E quindi abbiamo incontrato prima su Facebook e dopo anche di persona questa giovane star del fumetto. È un collaboratore della Regione Veneto, ha lavorato per la Gipsoteca. Guardate quel bellissimo autoritratto che ha fatto col suo curriculum che c'è in ingresso, vedrete che le collaborazioni sono veramente eccellenti. L'abbiamo visto, l'abbiamo incontrato e abbiamo capito che era veramente la persona giusta, assieme a Giacinto Cecchetto, in questo lavoro in tandem che Giacinto ha citato più volte, era la persona giusta per dare vita a questa iniziativa che noi veramente ci auguriamo rimanga indimenticabile, soprattutto per la sua propensione allo studio delle modalità con le quali coinvolgere un pubblico che da tempo guardiamo da lontano e che spesso ci sfugge, cioè il pubblico dei più giovani. Gli do la parola tra un istante, non senza aver precisato il fatto che accanto a lui c'è una persona la cui importanza forse a noi sfugge, perché è lo sceneggiatore, è quello che ha creato, partendo dai testi che sono stati redatti da Giacinto Cecchetto, ha creato un po' la storia e soprattutto i divertentissimi dibattiti tra i due personaggi che ci accompagnano visivamente a vedere la mostra. Quindi, con grande piacere invito a salire su questo podio Valentino Villanova e lo sceneggiatore Fred. Prego. Allora lascio a Fred la parola, che è più bravo di me a parlare. Io mi accomodo in questo banchetto e disegno. Certo, buongiorno a tutti. Io ringrazio innanzitutto, permettimi Valentino, di ringraziare gli oratori che sono venuti prima di me, che non hanno dato colpi di tosse, visto che io ero seduto proprio qui davanti, sono stato nel terrore per tutto il tempo. Grazie. Allora, bisogna dire che Valentino è un artista straordinario, con lui si lavora benissimo, come può testimoniare anche il professore. Aggiungiamo che i colori delle opere che vedete esposte sono di Laura Fongaro, un'altra fumettista, artista. Eccola là, potevi venire giù. Si sta bene nel palchetto, vero? Si sta bene. Ecco, facciamo un applauso allora anche alla Laura. Guardate che a dimostrazione che le donne sono importantissime oggi più che mai. Ha fatto un lavoro splendido, perché il colore è importantissimo in una mostra come questa. C'è il disegno, sì, però il colore ha la sua importanza in una mostra di quadri. E il nostro Valentino è veramente ormai una star del fumetto, almeno qui in Veneto. Bisogna dire che infatti spesso facciamo anche questo tipo di serate qui, in cui lui disegna live e io ho il compito di di occupare il tempo mentre lui disegna. Adesso una riflessione che si potrebbe fare, giusto per far vedere le capacità di Valentino di disegnare al momento. Adesso lui cosa sta disegnando? Sta disegnando un popolano dell'epoca che protesta contro il semitecolo. E com'è che hanno protestato? Noi siamo stati edotti da Giacinto utilizzando la popò, insomma, cioè tirando letame, popò un po' dappertutto. Ecco qua, vedete, questo è... Si può disegnare, si può dire merda a quest'ora, sì, vero, si può dire, perfetto, anche perché ormai è fatto, quindi di fronte al Doge non è che si scandalizza il Doge, e se non si scandalizza il Doge non ci sono problemi. Quindi questo però ci siamo resi conto di come alla fine le cose non cambino mai rispetto a noi dalla storia, come diceva la bella citazione dell'assessore, noi non impariamo nulla, perché adesso il nostro Valentino passa all'oggi e ci disegnerà così a scottadeo, come diciamo, proprio un ragazzino, anzi la ragazzina, la protagonista della nostra mostra, che si chiama Zoe,
che vedete sono due personaggi nella mostra, vedete Zoe è una bambina immaginaria e il professore che l'accompagna è una caricatura di Giacinto proprio, quindi abbiamo trasformato il professor Giacinto a fumetti. Sei stato contento di questa cosa? Non gliene poteva fregare di meno. Abbiamo adesso il nostro Valentino sta disegnando Zoe, ovviamente attaccata al telefonino come spesso sono i ragazzini di oggi, ma non solo i ragazzini, anche noi, perché ovviamente loro da qualcuno lo impareranno e guardate che anche lei gli succede la stessa cosa dal telefonino, perché una cosa buffa è che oggi quando qualcuno si scaglia con veemenza contro un utente di un social e viene offeso e viene preso in giro, insultato, eccetera, eccetera, la definizione che si dà in inglese è di shitstorm, cioè tempesta di merda. Quindi vedete che sono passati centinaia di anni, ma non è cambiato nulla. Quando si protesta si usa sempre quella. Grazie, un applauso al nostro Valentino. Cosa devi dire? Io direi di chiudere in bellezza a sto punto, visto che i protagonisti li abbiamo presentati, appunto il prof e Zoe, la nostra ragazzina, Semitecolo ormai lo conosciamo, è uno di famiglia ormai, direi visto che siamo in un teatro e visto che, come Fred sa benissimo, visto che in teatro si passa parecchio tempo, cosa si augura? Si passava. Anzi, grazie ai ragazzi di averci fatto vivere un'emozione di te, io non mi ricordavo più una cosa del genere, complimenti, bravi, sono passati anni, un anno e mezzo, 2 anni dall'ultima volta. Ecco, e giustamente però allora diamoli in bocca al lupo a questa bella iniziativa e alle iniziative future e augurando tanta. Grazie. Grazie signori, è sempre bello concludere i nostri eventi con una ventata di spirito e avete capito quanto importante sia stato questo connubio di menti e di mani, come abbiamo avuto modo di vedere in questo momento. Prima della conclusione abbiamo già ricordato del quadro storico che c'è all'inizio. Duplice percorso di lettura della mostra, si può guardare con gli occhi, sorridere alle battute e cogliere essenzialmente gli episodi, però si può anche approfondire la conoscenza dei singoli episodi storici che vengono rievocati da questi bellissimi cartelloni, diciamo, utilizzando il QR code che farà immediatamente balenare nei nostri personal device e i testi favolosamente scritti dal nostro Giacinto Cecchetto. Ora, come vi dicevo, un attimo di attenzione per l'esodo, perché dovremo guidarlo. Io vi ringrazio per essere stati presenti e credo che il prossimo passo giusto che si può fare adesso, finalmente che abbiamo cambiato colore, sia quello di accomodarci... Fermo, no, capo, quieto, calma. Sono mi qua adesso che comando. Ah, tocca V? No, chi è il podestà? Sì, V. Hai ascoltato quello che ha detto il Doge? Sono mica comando. Perché qua, nel frattempo, finché parlava anche il cronista, mi sono tirato su appunti, perché gli altri dei castellani, se mi farina fare ostia, adesso arrivo e vi combino, vi metto ordine, e mi so già abbastanza di quello che troverò. Il merito dei doppiovani, che ogni tanto si pituffa anche per andare in testa alla processione, prima l'altra volta e avanti da centenari di anni. Che penserò a mettere a posto e sistemerò ste robe. E dopo sarà ben che teste calde dei nobi castellani finisse ad andare in giro con spade e pugnai anche in chiesa, Gesù Maria, e in consiglio comunale. Un fiade educazione e un poca di regola, che vuol? Gli avrò il pugno di ferro, ma sarò sempre da parte del popolo, ricordevelo. Poco cosa vuoi qui.
anche i ladri che si a Casteo. I roba i schei dal Monte de Pietà a Banca dei Puareti. Anche l'ago da mettere in mano. E spero che qualcuno de fuori di testa non mi taglia mie mani. Però, per quello, perché mica credo a Madonna, mi affiderò a questa Madonna. Quella pitturata sul palazzo a onde che vo star. A Madonna delle Grazie. E dopo non pago, vo anche pregar sotto a Madonna della Croseta de Godego. E che Dio mi amande buona. State attenti, perché adesso sul serio voglio mettervi a posto. Vi saluto. Sani! Posso dire una parola fuori onda? Allora, io sono veneziano, come sapete, sono Maurice Agosti Durazzo, il principe Maurice, ci conosciamo, e ho accolto questo invito estemporaneo, veloce, con un delirio di viaggi che grazie al cielo ho ricominciato a fare, con tutto il cuore, perché partecipo naturalmente anch'io alle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia, che sono imprescindibili da quelle del territorio, anche di terra, perché la Serenissima è stata sicuramente la regina dei mari, ma ha potuto esserlo anche grazie al fatto che aveva le spalle coperte anche dai castellani. Quindi grazie di questo invito, sono qua veramente col cuore e vi porto i saluti di Venezia. Serenissima sempre, che sta dando dei messaggi molto belli, come qui, di rinascita, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo voglia e io oggi sono felicissimo. Grazie a tutti quanti per avermi invitato. Un ringrazio a nome della comunità del Casteo, signor Doge. E grazie ai nostri, ancora una volta grazie ai nostri bravissimi rievocatori, Mauro Guidolin dell'Associazione per la Storia, Elia Battaglia con questi 4 bellissimi armati. Dov'è qua? Roberto Popi Frison, un grandissimo rievocatore, facciamoglielo l'applauso perché veramente se lo merita assieme agli altri. E poi alla perla della nostra rievocazione, al nostro magnifico doge, Principe Maurice, che veramente ha messo non una ciliegina ma veramente la perla sulla nostra celebrazione. Il nostro evento è finito, comunque vi invito a prendere in modalità assolutamente covid-free un aperitivo assieme a noi. L'importante, vi do un'unica regola di comportamento, è semplice, voi siete tutti gentiluomini e gentildonne. Nessuno si sognerà di accalcarsi al banco delle vivande. Tenete un po' di distanza e troverete chi vi servirà. Grazie per essere stati con noi. Vedete e godetevi la mostra e divulgate la notizia di questo evento al quale, come forse si è capito, noi teniamo molto. Buona domenica, aspettate seduti che qualcuno vi guiderà all'esodo. Grazie.